se è un giovane che lavora per 40 anni, insomma 400 euro l'anno per 40 anni sono Può 16.000 essere una euro. valenza, A te, certo. Claudio, piacerebbe lasciarli o... Magari potessi avere 20 anni, tornare indietro, per me sarebbero sicuramente, beh, anche lei direttore, siamo comunque in una mezza età. Questa è la novità importante per quanto riguarda l'occhialeria. Dopodiché i metalmeccanici, anche loro, sto parlando di metalmeccanici industria, quindi contratto collettivo Federmeccanica, dunque Fondo Solidarità o Fondo Nazionale Cometa, perché chi è iscritto al Fondo Nazionale Cometa, come del resto prima nell'occhialeria stavamo parlando di Solidarietà oppure Fondo Nazionale Previmoda, diciamo. Bene, i metalmeccanici hanno rinnovato il contratto, la cosa ci interessa moltissimo perché ecco, il metalmeccanico è l'ambito in cui Solidarietà è più presente in senso assoluto con oltre 25.000 associati in Veneto, particolarmente nella provincia di Vicenza, ma direi in maniera proprio indistinta in tutti i territori ed è anche un ambito in fortissima crescita. Qui a cosa hanno pensato i metalmeccanici? Beh, innanzitutto diciamo c'è stato nell'ultimo rinnovo un consolidamento per quanto riguarda il welfare, quindi 200 euro di welfare che possono essere anche attribuiti alla previdenza complementare, ma soprattutto c'è stata l'idea di pensare ai più giovani, quindi i giovani, gli under 35, siamo fuori Claudio, Siamo niente da fuori, fare, appena appena però quasi. diciamo, ecco, che si iscriveranno alla previdenza complementare dal giugno del 2022 avranno diritto a un contributo rinforzato al 2,2% invece che al 2%. Quindi ecco un aiuto a chi ne ha più bisogno, mi sento di dire, perché la previdenza complementare, sappiamo, dovrebbe andare ad agevolare proprio le generazioni più giovani che dal punto di vista previdenziale probabilmente subiranno di più gli effetti del cambiamento demografico e non quindi magari chi si sta già avviando al pensionamento. Quindi 3 ambiti contrattuali con 3 novità importanti da cogliere positivamente, mi sento di dire. Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP.